Almagra è il figlio sostanzialmente di un'azienda che si chiama Eddieman, è stata fondata nel 1700 da due fratelli. Tutti abbiamo visto un film, Una poltrona per due. Nel film Una poltrona per due i due protagonisti distribuiscono col surgelato di succo d'arancia. Qui questi signori hanno iniziato con il brandy e hanno proseguito sviluppando soprattutto le produzioni agricole, in particolare lo zucchero, il cacao, il caffè, l'olio di colza, eccetera. Andiamo veloci. Il fatturato dell'azienda è intorno ai 10 miliardi di dollari del gruppo ed è presente ovviamente un po' in tutto il mondo. Quello che ci interessa direttamente è che questo gruppo ha individuato il Made in Italy come un valore aggiunto anche nel settore fertilizzanti e quindi ha deciso di investire direttamente in Italia, aprendo, comprando, sviluppando, ricreando 4 siti produttivi e utilizzando un porto, il porto di Ravenna, che è quello più attrezzato in Italia per lo sviluppo dei settori fertilizzanti. E quindi i fertilizzanti che vendiamo nel mondo partono dall'Italia, ad eccezione e quindi c'è il porto di Ravenna, c'è la produzione che viene fatta a Torri relativamente ai pellettati e ai granulari, poi abbiamo il sito di Polesella che è quello storico dei liquidi che viene da SVG, è stata acquistata SVG che qualcuno conosce, e poi l'ultima è a Faenza, l'ultima trasformazione di una cantina, perché questa aveva la possibilità di avere grossi stoccaggi dei liquidi. L'unico laboratorio che non è in Italia è in Inghilterra ed è quello per lo sviluppo dei microrganismi. Poi ci sono. Veniamo però al tema del giorno. Detto questo, no, che è una cosa poi più che ci interessa direttamente. Quest'anno, il 21 ottobre del 2021, è stato lanciato il brand Almagra, che non a caso ha questo significato, anima della terra. Noi siamo un'azienda che produce zucchero e i lieviti. Una delle caratteristiche, uno dei prodotti tra virgolette residuo riutilizzato nel settore agricolo è sicuramente il prodotto fermentato che deriva dal melasso, che viene utilizzato il melasso come base e i microrganismi che lo sviluppano e si produce un fertilizzante eccezionale, perché è un fertilizzante fluido, è un fertilizzante che è solo di origine vegetale e che ha la caratteristica quindi di sviluppare la vitalità del terreno, proprio perché è un substrato per microrganismi. E questo è il prodotto, adesso non scendiamo in particolari, ma la caratteristica è che possiamo utilizzarlo velocemente a 3-4 quintali per ettaro, mescolato con meglio se selezioniamo dei microrganismi autoctoni come questo. Se insieme con i microrganismi autoctoni riusciamo a creare un consorzio come è stato creato in questo caso, abbiamo una serie di microrganismi che ci permettono di migliorare l'efficienza della potenzialità nutritiva del nostro terreno. Questa è la funzione. Sono microrganismi autoctoni, quindi degli azotofissatori da un lato che mi aiutano a mineralizzare più velocemente dei residui culturali, dall'altro ci sono dei microrganismi che hanno la caratteristica di sviluppare meglio, trovate nella busta
tutte le specifiche del tempo, poi se ci saranno domande lo affronteremo anche con maggiore intensità. Quello che ci interessa è questo alla fine. Noi dobbiamo riuscire a produrre ottimizzando le unità fertilizzanti. Okay? Questi microrganismi, in particolare gli azotofissatori, hanno una caratteristica fondamentale: utilizzano l'azoto di cui è composta l'aria. Il 75% dell'aria è azoto. Quindi, se noi riusciamo a trasferire l'azoto dall'aria al terreno, possiamo, tra virgolette, risparmiare e aumentare l'efficienza. È chiaro che, come tutti gli organismi vitali, i microrganismi in particolare, all'aumentare la temperatura aumentano la loro efficienza. Ecco perché i cereali autunno-verdini possiamo stimare l'efficienza non oltre le 40-60 unità per ettaro, mentre se parliamo di pomodoro dell'industria o di mais abbiamo un periodo di semina più già con temperature più elevate, per cui queste tipologie di microrganismi, queste due specie in particolare, tendono a svilupparsi sui 6 gradi e raggiungono il massimo della produttività in termini di efficienza intorno ai 28 gradi centigradi. Ecco perché i cereali autunno-verdini o le culture autunno-verdini sono meno efficienti. Quello che diceva prima Arnaldo è questo il programma che abbiamo fatto in parecchie aziende. Parecchie aziende, noi abbiamo usato quest'anno un Lazo Super Trio DS e Lazo Power MGS. Quello che mi interessa è fare una comparazione proprio nell'ottica di migliorare l'efficienza del concime che noi andiamo a distribuire. Abbiamo visto la prima fonte, gli azotofissatori. La seconda opzione è quella di poter utilizzare dei prodotti che siano più efficienti, e quindi abbiamo due tipologie sostanzialmente di prodotti. Abbiamo i prodotti fluidi e i prodotti solidi, che hanno entrambi dei vantaggi e degli svantaggi. Sicuramente il prodotto fluido è molto più mobile, è più facilmente assimilabile, anche se non piove. Ha meno problematiche di salinità perché non è concentrato come il granulo, viene distribuito molto più uniformemente su tutto il terreno. È chiaro che il concime fluido, proprio perché deve essere utilizzato tal quale, ha la caratteristica che devo cambiare il genere di distribuzione. Solo questo è il problema che ha. Sicuramente la gestione è tanto facile, l'unico problema che hanno i fluidi è la conservazione, però con Arnaldo l'abbiamo risolto molto bene utilizzando i cisternoni, i big bag, che vi portiamo a casa, voi utilizzate il concime, ritiriamo i big bag proprio nell'ottica di un'economia circolare, per ridurre al minimo i costi da un lato, perché comunque anche il big bag ha un costo, soprattutto quest'anno con l'aumento significativo della plastica, e quindi queste sono le tre applicazioni. Dobbiamo poi ovviamente frazionare l'intervento per ottimizzarlo ulteriormente, e quindi nel momento, siccome la curva di assorbimento dell'azoto, in particolare per i cereali, inizia con l'accestimento, raggiunge il massimo con una levata, e poi quello che abbiamo visto, anche grazie alla situazione di stress, anche per le nuove varietà, anche perché c'è una richiesta sempre maggiore, una difficoltà sempre maggiore di ottenere livelli di proteine più alte, un intervento fatto in foglia bandiera è fondamentale. Noi per produrre una tonnellata di granella abbiamo bisogno in genere circa di 30 unità di azoto. La pianta consuma 30 unità di azoto. Quindi noi dobbiamo cercare di ottimizzare la distribuzione
di queste 30 unità di azoto. Mi sono permesso di fare questo punto proprio perché dobbiamo arrivare a fare un conteggio reale, ok? Noi abbiamo bisogno di 300 unità per produrre, abbiamo fatto un'ipotesi ovviamente per semplificare i conti, di le 10 tonnellate per ettaro. 300 quindi unità di azoto. L'azoto che viene esportato, abbiamo detto, sono 30 unità per tonnellata di prodotto. L'azoto disponibile, in questo caso, che ci viene dato dall'analisi del nostro terreno, è 80 unità. In questo terreno era di 80 unità. L'azoto mineralizzato era di 75 unità. Vedete che è lo stesso in entrambe le ipotesi, no? Così come è uguale l'azoto della cultura precedente, sempre 60 unità. Quello dove cambia, dove inizia a cambiare significativamente, sono le perdite che possiamo avere. Sempre di più siamo di fronte a situazioni estreme, cioè sempre di più abbiamo il problema di periodi lunghi di siccità e quindi rischio per quanto riguarda il prodotto granulare, rischio altissimo di evaporazione da un lato. L'altro, abbiamo interventi piovosi molto concentrati, molto intensi e quindi dilavamento importante dell'azoto distribuito. E quindi sostanzialmente la situazione è questa: noi riusciamo con un azoto più efficiente a restare all'interno delle dosi di utilizzo, mantenendo la stessa efficienza produttiva, con un minore impatto da tutti i punti di vista, sia ambientale anche dal punto di vista economico, inevitabilmente, che non è secondario. Parecchi di voi hanno usato questo sistema con risultati estremamente interessanti, proprio perché alla fine noi abbiamo distribuito esattamente le unità necessarie per produrre un grano di qualità. E in più, in questa applicazione, non abbiamo trascurato lo zolfo, che è sempre di più un elemento dal punto di vista nutrizionale, estremamente importante. Il prodotto che abbiamo sviluppato, perché per fortuna sia Arnaldo che Franco Franceschetti hanno degli appezzamenti di terreno e prima di proporvi i prodotti li provano sul proprio terreno. Questo prodotto ha il 21% di azoto nelle 3 forme di azoto: nitrico, ammoniacale e ureico. È una reazione particolare e ha il 10% di zolfo. È un prodotto studiato, pensato, sviluppato per i cereali, in particolare per i cereali autunno-vermini, proprio per la composizione che ha e per i 2 momenti di applicazione che ha: leva, accestimento e levata. Un intervento importantissimo, proprio alla luce della necessità di produrre qualità, è l'ultimo intervento fatto con il fungicida a foglia bandiera. Quel prodotto, che può essere benissimo abbinato con un biostimolante, che aumenta la capacità fotosintetica, questo è un nutriente, lo diamo dai 30 ai 50 kg per ettaro, anche se è per via fogliare, possiamo arrivare fino a 100 kg per ettaro, senza nessun problema di ustione, proprio perché costo permettendo, i 100 kg è un'esagerazione, il costo è un po' male. Quello che ha la caratteristica è che questo contiene azoto, zolfo, e torniamo come precursori del contenuto proteico, e magnesio. Ha un contenuto importante in magnesio perché è aiutato con un acceleratore della fotosintesi. Il magnesio è l'elemento fondamentale che è necessario per lo sviluppo della fotosintesi. In quella fase tecnologica è un prodotto che ci ha permesso, ovviamente con tutta
la coltivazione, di migliorare anche l'aspetto qualitativo del prodotto finito, sia per quanto riguarda il biscottiero, a maggior ragione per i grani duri e i grani di forza. Grazie.